Il Bahrain. Molto bene, grazie per questa infarinatura, diciamo, Massimo di scienza. Andiamo sul Messaggero, Davide, ci segnalavi un'altra tematica. Sì, a pagina 15 del Messaggero, e non so perché non si trovi sulle prime, abbiamo commentato la fotonotizia della Suez, ma non so perché dovrebbe essere ovunque, perché è bellissima. Hanno fotografato non solo, se riuscite a fotografare non solo il buco nero, ma di campo magnetici attorno a un buco nero. Vabbè, io sono, diciamo così, subisco il fascino di queste avventure nello spazio, quindi vi chiedo scusa. Però una cosa meravigliosa, i buchi neri... Davide Giacalone, giornalista di Libero, diciamo così, notista politico, RTL 102.5. È un peccato non averla ascoltata in questi anni, sono bravi. Via San Biagio, vedete, Roncese, Roncocesi, Roncobilancio, bellissima questa azzurra, questa verdolina, verdoliva. Via San Biagio, vedete. Roncocesi, da Roncocesi a Roncobilaccio il passo è breve. Bello questo cavalcavia. Buona giornata dalla redazione, in studio vannizagnoli.it. Sarà capitato anche a voi temi forti, gli stranieri, il costume, il sesso, l'attrazione, le avventure, la voglia di trasgressione, cosa spinge un reggiano a fidanzarsi con una brasiliana, per esempio. Una brasiliana, viene in mente da fare ironia e doppi sensi, no? Via Carlo Marx, ecco, via Carlo Marx storica, di fianco a dove siamo cresciuti. È così. Sentiamo Fulvio Giuliani, RTL. milioni di dosi al giorno. Sì, sentite la voce impostata. Dai, i microfoni.